Siamo qui al Mangiaparole, caffè letterario, per presentare l'ultimo libro, una raccolta di poesie di Raffaele Simonella. Bene, io ti volevo cominciare a farti una domanda. Hai scelto di scrivere la poesia, in poesia, una raccolta di poesie, però questo è un genere che è poco commerciale. Però tu hai scritto chiaramente che per te è importante esprimerti in questo modo con la poesia perché è il modo giusto per esprimerti in questo momento. Allora, cosa ci puoi dire a riguardo? Innanzitutto buonasera a tutti e grazie per essere qui nonostante il caldo, nonostante il periodo che non è proprio dei migliori, diciamo, per organizzare questo tipo di eventi, però fa molto piacere la presenza sì. E speriamo anche la partecipazione poi dopo. Allora, diciamo che ci sono stati due motivi che mi hanno spinto a scrivere proprio questo libro e a scriverlo appunto in forma poetica, una raccolta poetica. Il primo è stato che ci ho preso gusto con la poesia. Il precedente, appunto, Vivere, Morire, Rinascere, era anche questo una raccolta poetica, la prima, e era stato fino a quel momento un genere che non avrei mai pensato di utilizzare, questo perché la scuola e più che la scuola anche un certo modo di conoscere la poesia, voglio dire l'imparare a memoria diverse, oppure farne l'analisi, tutto finalizzato semplicemente ad un voto, non mi aveva permesso di innamorarmi di questo genere, come poi invece con gli anni è successo. E il secondo motivo è ancora più personale, nel senso che una volta pubblicato il terzo libro ho avvertito un po' come se si fosse concluso un cammino, un percorso che poi tra l'altro abbiamo per vari motivi iniziato e terminato insieme. E infatti i primi tre libri, anche se da punti di vista diversi, con generi diversi, avevano comunque un nucleo centrale che era la tematica portante, che era quella un po' del disagio mentale, soprattutto nei giovani. E il rischio era ed è un po' quello di sentirmi etichettato, no? Quindi un po' come quello che parla solo di questo, oppure che è capace di parlare solo di questo, perché poi questo è il brutto, che se parli di determinate tematiche un po' particolari o difficili, complesse, le persone credono che tu possa parlare solo di quello, che non sia capace di fare altro o che addirittura proprio non ci sia dentro di te niente. E c'erano invece tante cose che avevo dentro e molto diverse anche tra di loro, quindi ho scelto la poesia perché mi permetteva e mi ha permesso una grande libertà espressiva, cioè sono riuscito in un unico libro a mettere insieme anche in maniera, voglio dire, abbastanza ordinata, con dei collegamenti, con i fili conduttori, tante emozioni diverse, tante immagini diverse, tante tematiche diverse, cosa che invece non mi sarebbe stata possibile con il romanzo, con il saggio, con la raccolta, invece hanno una struttura un po' più definita, regolare, ed ecco quindi che ancora di più ho amato la poesia, perché fosse massima espressione di libertà umana. Della nostra guerra, a colpi di silenzi, di sputi, schiaffi, facemmo nuova pace. Nel freddo dormiveglia vieni premurosa a rimboccarmi le coperte, accarezzandomi. Sono invecchiate le mani, si è rinnovato il mondo. Molto bella questa poesia. Mi sei molto bravo a interpretare. Sono l'angelo ribelle, sono la scheggia impazzita, sono l'urlo senza vergogna, sono la volontà di potenza, sono il cercatore d'oro nel fango, sono il raggio di sole nella tempesta, sono la carne, il sangue e lo spirito, sono un elito di autentica libertà.